La comunità di Ponte San Nicolò, il comune alle porte di Padova, ha voluto salutare Guido Chinello, il presidente dell'associazione Amici del Mondo, mancato dopo che è stato investito lo scorso 29 luglio mentre attraversava le strisce pedonali lungo via Marconi nel centro cittadino. 1 migliaio di persone hanno assistito alle esequie anche all'esterno della chiesa di Roncaglia, dove era stato allestito un maxischermo. Una cerimonia sentita in cui si è ricordata la figura di Chinello, un uomo che ha dato tanto alla sua comunità, come ha ricordato il parroco Demis Ballotta. E adesso il suo cuore in realtà continua a battere in maniera diversa nelle mani di Dio e continui a ispirare tutti quanti voi con cui quel cuore è entrato in contatto. La moglie Daniela e il figlio Manuel hanno ascoltato i ricordi dei tanti che hanno conosciuto Chinello, un esempio e un faro per tutta la comunità. Un grande altruismo, un grande cuore e una grande voglia di vivere nonostante la vita l'avesse già messo a dura prova 42 anni fa. Ed è veramente un grande esempio per tutti e soprattutto un impegno verso la disabilità e verso l'inclusione che è stato impagabile. In chiesa erano presenti tutta la giunta con anche alcuni ex sindaci di Ponte San Nicolò, molti altri sindaci del territorio e i consiglieri regionali Fabrizio Borono ed Elisa Venturini. Lui è riuscito a trasformare anche una sua difficoltà personale in un modo per trasmettere amore e mettersi a servizio degli altri, e questo deve essere preso come un esempio, ma deve essere anche una forma di ringraziamento alla nostra presenza per tutto quello che ha fatto per questa comunità e non solo per questa comunità. Tante le orazioni per ricordare la figura di Chinello, gli alpini della sezione Padova Sud, gli amici di sempre, i ragazzi e i volontari dell'associazione Amici del Mondo, in cui traspare la gratitudine per l'impegno che aveva messo in campo e per tutto quello che faceva. Un saluto anche da parte del nipote con cui condivideva la fede milanista per voce di un volontario dell'associazione. Ti saluto con una frase che ha scritto Davide per te. Tu sei una stella e anche se non ci sei più, la tua stella brillerà in eterno, donando amore a tutti e tutto.